Occasione ghiotta per il Cus Palermo che affronta tra le mura amiche il Sant'Isidoro Bagheria, partita cruciale visto che siamo giunti alla giornata numero 19 del campionato di Serie C1 Girone A di calcio a 5. Allora immergiamoci nella partita con le immagini girate dal nostro Andrea Germano, subito con Amici che colpisce un clamoroso palo su calcio di punizione. L'azione però continua con Miranda che viene rispedito fuori, grande opportunità subito per il Cus Palermo, attacca ancora la squadra di Isgro con la palla in mezzo e Alberto Miranda sblocca il risultato 1-0 in favore del Cus Palermo. Non poteva che essere il capitano a sbloccare la partita, vantaggio meritato per la squadra giallonera che poi subisce il tentativo di uscita da parte di un Sant'Isidoro Bagheria battagliero qui con Sciacchitano, conclusione ribattuta da Lopiparo e opportunità per il pareggio che sfuma dall'altra parte, occasione per il Cus con questo tentativo da parte di Paucina che trova l'area spinta, ancora il numero 9 che chiama il pallone a Miranda, servizio largo per Dellere che si accentra e calcia palla fuori, non di molto. Partita molto divertente con tanti capovolgimenti di fronte come stiamo per vedere qui, conclusione di Guarino dalla distanza col pallone che si perde sopra la traversa. Continua ad attaccare il Cus Palermo alla ricerca del gol del 2-0. Qui in qualche modo la palla arriva dalle parti di Dell'Aria e ancora la parata a negare il raddoppio. Poi Guarino qui con un errore clamoroso serve la palla a Lozano, altro tentativo respinto da Lopiparo, cala un po' l'intensità da parte del Cus Palermo in questa fase finale del primo tempo. Lozano in spaccata per poco non pareggia i conti. Poi dall'altra parte il tentativo di Lucchese con lo scambio, col triangolo che non si chiude con Guarino, ottima qui la chiusura della difesa bagherese. Poi esce palla al piede ancora il Cus, ancora con Mirko Guarino, il servizio per Dell'Aria che serve ancora un pallone in mezzo, qui forse poteva anche calciare, è stato anticipato Quinario, altra azione d'attacco della squadra di Isgro qui col velo, servizio per Cottone, secondo palo, l'anticipo ai danni di Comandatore, ancora attacco però per il Sant'Isidoro, qui è bravissimo Lopiparo quasi a fare il difensore per evitare guai, ma attenzione all'inizio del secondo tempo con Pagano che si butta nello spazio, conclusione sull'uscita di Lopiparo che è bravissimo a respingere, ma pochi secondi dopo ancora Pagano, questa volta in azione solitaria, calcia col sinistro, trova il gol del pareggio 1-1 e Sant'Isidoro Bagheria che esce meglio dagli spogliatoi trova la rete del pareggio con Pagano, meno fortunato nell'occasione precedente, sicuramente più fortunato in quella successiva. Poi Lucchese cerca spazio, serie di dribbling, calcia col sinistro, c'è la deviazione da parte di un difensore del Sant'Isidoro, ma nell'azione successiva è straripante il numero 4 del Cus Palermo che resiste ad una trattenuta reiterata e poi con tutta la rabbia in corpo batte il portiere del Sant'Isidoro, firma il 2-1, torna in vantaggio il Cus Palermo che da lì in poi cercherà di spingere per allungare ulteriormente il punteggio. Qui l'opportunità per Guarino, palla che si perde fuori, ancora occasione per il Cus Palermo che continua a costruire ancora con Lucchese, tiro respinto in fallo laterale dal portiere ospite, poi Quinario, serie di finte, poi il servizio dall'altra parte per Miranda, tu per tu col portiere non riesce, non ha la freddezza giusta per segnare il 3-1 che arriverà poco dopo, ma intanto qui il pressing da parte di Quinario e di Dell'Aria confeziona una palla recuperata sulla quale arriva proprio Quinario, la rete del 3-1 e Cus Palermo che finalmente allunga nel punteggio grazie alla zampata di Marco Quinario che qui abbraccia Dell'Aria. Cus Palermo che a questo punto costruisce, gioca con i nervi distesi e Dell'Aria dopo l'assist trova anche il gol del 4-1, più che assist in realtà una partecipazione alla palla recuperata nel gol di Quinario. 4-1 per il Cus che adesso può giocare anche in ripartenza, anche se qui perde una brutta palla. Allora Pagano con la finta e con il servizio al centro, l'anticipo sul Lozano che non riesce a fare 4-2. Dall'altra parte è più efficace la fase offensiva del Cus con questo tentativo vincente e con la rete del 5-1 allunga ancora nel parziale la squadra di Isgro che dunque si porta sul più 4 grazie alla rete di Dell'Aria. Dall'altra parte poi ancora Miranda, serie di rimpalli, poi riesce a recuperare il pallone il Cus e conclusione respinta dal portiere, partita che ormai ha ben poco da raccontare. Allora Miranda col cucchiaio, col tocco sotto, con la rete del 6-1 torna a segnare, doppietta per il capitano qui, altra giocata di pura eleganza da parte di Alberto Miranda. La partita si conclude con questa palla gol con ancora Miranda che serve al centro
e la palla del 7-1. Antonio Baucina entra nel tabellino dei marcatori e di fatto questa l'ultima azione della partita, con il Cus Palermo che congela il pallone, batte il Sant'Isidoro Bagheria 7-1 e vola in testa alla classifica. Da Sportisire è tutto, alla prossima.